I bambini sono un mercato formidabile per l'industria alimentare. Se notate, gran parte della pubblicità alimentare è proprio rivolta ai bambini. E questo è molto importante anche perché i bambini saranno i malati di domani. Sapete, è una cosa molto importante nell'economia che ci siano molto malati. Noi che ci occupiamo che le persone non si ammalino stiamo facendo un danno all'economia. Una cosa interessante oggi è che proprio è appena uscito questo documento dell'Università di Harvard che dice ma stiamo esagerando con la raccomandazione del consumo di latte, no? Non c'è nessuna prova che il latte faccia bene. La ragione per cui il consumo di latte è raccomandato anche nell'alimentazione dei bambini è veramente la conseguenza delle grandi lobby dell'industria del latte, che sono potentissime e che sono capaci di plagiare anche i medici.